Babbo Natale, abbiamo preparato tutti i regali, così, bravissimo, perfetto, e lui si sta profumando così, ma guarda, Babbo Natale, ci sono i bambini, scusate, bambini di Villanova, ciao, tu stai profumando, sì, ero qui in riunione con i miei elfi che mi hanno detto, insomma, che siamo già al 5 gennaio, sì, sono contento che siete tornati, vi ricordate che vi avevo detto che doveva venire un'amica mia molto simpatica, sì, gliel'avevi detto, sì, avete capito chi è? Ma certo, Babbo Natale, che hanno capito, questi bambini mica sono, questi sono svegli, questi ne sanno una più del dattero. Sì, è vero, sì, questi bambini sono svegli, non dormono e pigliano i pesci identici uguali, no, identici. Ah sì, è vero, sì. State fermi un attimo, state calmi, no, non sì. Ascolta, dovete fare un po' da bravi. Allora, avete capito, perché oggi viene questa amica, allora sì, Babbo Natale, perché sì, cosa mi devi dire? Sì, questi bambini hanno capito perfettamente che la tua amica è la fata zucchina. Vero, bambini, avete capito che è la fata zucchina? Ma cosa dici? La fata zucchina? È un'altra. Io penso. Avete preparate le calze, sì? Allora, sì, cari elfi, io credo che voi abbiate le idee un po' confuse. Sì, Babbo Natale, ma perché non è la fata zucchina? No, perché le calze così? Aspetta, è lui fuma! Sì, ma io, lasciatemi un po' in pace. Allora, fate una cosa, elfi. Andate a scaricare quel camioncino di carbone, che gli serve all'amica. Il camioncino di carbone, devo scaricare il camioncino di carbone, andiamo, dai, su, vieni anche tu. No, io sto fumando. Sempre sì. Tu devi smettere di fumare, capito? Sempre lì a fumare la pipa. Allora, facciamo una cosa, se non la smettete vi faccio fare una zuppa di carbone. Sì, capito? Andate a sistemare tutte le cose, perché lei deve portare le calze, perché poi adesso devo vedere se sta arrivando, perché cosa c'è una calza qui, sì, perché il Fabio deve lanciare il tutorial della calza del Babbo Natale. Ah sì, è vero, sì, della calza della Befana. Ti sei fatto sfuggire la sorpresa. Ma guarda che i bambini lo sapevano, Sì, certo che lo sapevano. E allora, adesso vado a vedere se è arrivata la Befana. Voi andate a scaricare il carbone. Andiamo, dai, su, vieni anche tu, dai. Vabbè, ma portatemi. Vieni, forza. Andiamo. Sì, vabbè, sì, andiamo. Sì, andiamo tutti a scaricare il carbone, sì. Io, bambini, andate di là, che così, sì, andate, dove andate? No, andiamo di qua. Io vado a vedere se è arrivata la Befana, Ci vediamo fra poco. Intanto il Roberto e il Paolo, lanciate il tutorial della calza della Befana. Aiuto! Come alto, questa scopa va benissimo, quest'anno l'ho cambiata, che veloce, guardate,
Ma che alto, che bello quando arrivo. Ma non vedo la casa di Babbo Natale? Si vede niente, c'è un po' di foschia forse. Ah sì, vediamo un po', eccola là, la vedo. Mi devo sbrigare perché quest'anno devo riempire un sacco di calze, devo prendere il carbone, riempire le calze, anche perché devo fare le calze anche per molti adulti, perché quest'anno con la pandemia hanno sofferto molto, ma non la vedo, la casa di Babbo Natale. Ah, sì, 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 anche se gli adulti dicono sempre la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Guardate, le scarpe nuove, eh? La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Oh, sì, 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 eccoli là, gli elfi, li vedo, ehi, mi vedete laggiù? Arrivo, guardate che sto per scendere. Arrivo subito. La Befana viene di notte, dicono sì, con le scarpe tutte rotte, dicono sempre così. Però questa casa di Babbo Natale, guarda come se l'è fatta bella quest'anno, quante cose, eh? C'ha tante cosine belline, i pacchi lì, gli sono avanzati dei pacchi, bisogna che glielo dica. Cos'è questo occhietto qua che mi guarda? Ma siete voi i bambini di Villanova Monteleone? Quindi avevate capito che ero io, quell'amica di Babbo Natale che doveva venire. Oh. Scusate, io sto preparando altre calze perché quest'anno ne ho dovute fare di più anche per i grandi, perché con la crisi ho dovuto metterci anche molte cose di prima necessità, perché c'è stata questa pandemia. Mamma mia, questa pandemia, speriamo vada via questa pandemia. Dopo l'Epifania, ecco una poesia. Vi faccio questa poesia che dopo l'Epifania andrà via la pandemia. Ma dov'è Babbo Natale? Mi sa che... Aspettate che continuo. Guardate che calza bella questa qui. Voi l'avete preparata? Perché so, mi ha detto l'elfo, è il Fabio. Il Fabio mi ha detto che ha preparato un tutorial per fare la calza. Sì, datemi una mano quest'anno perché ce ne vogliono tante, guardate. Io tutto il tempo passato quest'anno, da quando è scoppiata la pandemia, a fare calze. Sono venuto anche con la scopa, ho dovuto attaccare delle prolunghe là sopra per mettere le calze così. Ma Babbo Natale non viene. Babbo Natale chissà dov'è. Chi sei tu? Madame Befana, sui Gerard. Gerardo, che simpatico Gerardo. Sì, sui Gerard. Babbo Natale è nel capannone numero 16 e nel numero 19. E che fa? E perché non viene? Sono qui da sola io. Sì, perché lui sta preparando i frigoriferi per conservare i vaccini e i gelati, Sì, sì. Ho capito. Sì, ho capito anche di questo. Che bravo Babbo Natale, è impegnato anche molto nel sociale. Sì, Madame Befana, Babbo Natale mi ha detto di aspettare un pochino. Vabbè, aspetterò. Ma io vado adesso, Madame Befana. Qui ci sono questi amici di Villanova. Ciao amici di Villanova. Salutate Gerard, che simpatico. Sì, vado da Babbo Natale? Sì, vai. Che simpatico questo Gerard. Sì. Allora, continuiamo così, quindi vediamo un po', ecco qua. Volevo fare una cosa, aspetta, prendo una pausa, perché... che c'è questa, per la Befana? Una lettera, una lettera per la Befana della tua scopa. Ma che cos'è questa cosa? Me l'ha lasciata Babbo Natale, la scopa della Befana è arrabbiatissima. Ma è una storia, ve la racconto. Guarda, è simpatica questa storia. La scopa della Befana è arrabbiatissima. Sono stanca, mormora tra sé e sé. Ogni anno la stessa storia. Vengo caricata di regali pesantissimi, volo tutta la notte in giro per il mondo e alla fine mi ritrovo tutta spelacchiata e con delle brutte occhiaie e reumatismi. Questa è la scopa mia, ma è uno scherzo, forse di Babbo Natale che mi ha fatto. Così la scopa va dalla Befana e le dice: cara mia, sai cosa ti dico? Quest'anno per portare i regali ai bambini comprati un aspirapolvere, perché io sciopero. Ma non puoi! Tu sei la mia fedelissima scopa, solo tu conosci le strade del cielo. Risponde preoccupatissima la Befana.
E la scopa gli dice: non mi interessa, sono arcistufa di fare tutta questa fatica, vado a dormire, risponde la scopa, e in un attimo è già infilata dentro al ripostiglio per riposare in pace. La conoscevo questa storia, non mi aspettavo che me lo facesse. È un buon tampone Babbo Natale, eh? Sconsolata, la Befana va nel centro commerciale e acquista un aspirapolvere. Tornata a casa si mette a studiarlo, ma non ha tanta voglia di leggere le istruzioni per l'uso. Quell'aggeggio modernissimo e luccicante le mette un po' di timore, poi si fa coraggio e la prova. Ci sale sopra, lo accende e tenta di partire. Nell'aspirapolvere, ma da sempre la Befana è andata sulla scopa. Adesso l'aspirapolvere. Io l'ho truccata la mia, ho fatto delle modifiche, adesso va un po' più veloce. Vediamo un po'. L'aspirapolvere emette un rombo tremendo. Sembra impazzita. Fa delle curve pericolose e velocissime, tanto che alla Befana vengono i capelli viola dalla paura. Io ce l'ho del mio colore naturale, sono miei naturali. Schiaccia dei pulsanti a casaccio, tentando di fermarla, ma senza accorgersene preme il pulsante super aspirazione. Che disastro! In un attimo tutti i regali vengono risucchiati, ma sono troppi e l'aspirapolvere non ce la fa più e si inceppa e boom! Vi siete spaventati, Esplode! E la Befana si ritrova per terra. Oh, la gonna tutta stropicciata e i mutandoni. Ah, no, non si vedono i mutandoni, Non vedete, non guardatemi i mutandoni, però. Sono bruciacchiati e le calze sono riempite di buchi. Però guardate che calze che ho quest'anno. Belle, comode, calde, tutte a righe. E sì, a quel punto decide di fare una proposta alla sua unica e vera insostituibile aiutante, la scopa. Allora, scendo a patti con la mia scopa. Questa mi si identifica perché anch'io sono molto affezionata alla mia scopa. Cara amica, facciamo così: aiutami a consegnare i regali e quando avremo finito andremo a riposarci al mare della Poglina vicino a Villanova, la Speranza, la spiaggia della Speranza. Ma guarda che bella, perché siete voi, è vero che la vostra spiaggia, quella della Speranza, che bello, speriamo di vederci lì quest'estate senza virus, ma con tanto desiderio di abbracciarsi, fare i bagni, tutti allegri e festanti. Vengo anch'io, mi metto un costume proprio, non lo so, vediamo se ce la faccio. Questa idea mi piace un sacco, gli fa la scopa. Ma che fine ha fatto l'aspirapolvere, chiede la scopa, e la Befana gli dice: dorme nel ripostiglio perché io ti voglio bene. Alla sua scopa è attesa di rendersi utile. L'aspirapolvere sta nel ripostiglio perché così almeno si renderà utile per le prossime pulizie di primavera. Ma guarda che per la Befana dalla tua scopa, questo è uno scherzo di Babbo Natale, È un fenomeno questo Babbo Natale. Vabbè, io continuo. Scusate, qui gli ho fatto un po' di disordine, quello lì, ma comunque, essendo anche da solo con gli elfi, tengono tutto molto in ordine. Guarda che bellino questo cavallino. Ho visto altre cose, anche questo. Ah, che bello, un pupazzetto di neve. Ah sì, ma perché è il Fabio che fa i tutorial. Sì, ma adesso... Oh, Cosa fai? Roberto, cosa mi stai lanciando? Un tutorial? Il tutorial di Lesso? Sono Lesso! Aiuto, mi lancia il tutorial!
Lesso? Lesso, vieni, dove vai? Dove vai? Vieni qua, no, non salire sulla poltrona, non salire sul libro. Scendi da lì, scendi da lì. Eccoli qua. Ciao bambini. Fermo, Lesso, fermo. Avete visto il tutorial? Che bello che ha fatto Fermo? È il Fabio, potete fare anche voi il vostro cagnolino come Lesso? Vieni qua, potete chiamarlo come volete, Sì. Hai capito? Lui è il cane di Mago Gigio, come vi ho detto. Dove vai, Lesso? Mi raccomando, fate il cagnolino magari anche voi, come lui. Dove stai andando? Fate il cagnolino, vieni qua. E poi magari fate le fotografie e me le mandate, Dove vai, Lesso? Vieni, dove vai? Vieni qua, se ne sta andando, scusa. Lesso? No, eccolo laggiù. Ciao. Chissà la Befana a che punto è, no? Perché stava sistemando dei regali, del carbone. Io gli ho dato qualche consiglio, lei mi ha detto: no, tu pensa al Natale, l'Epifania è mia e ci penso io. Perché lei più che altro porta molti dolciumi, cose di questo tipo. Sì. A me ha portato questo libro, guardate che bello. Drusilla e i riccioli magici. Drusilla e i riccioli magici è una storia di una bambina. Guardate che belle illustrazioni che mi ha portato. Eccolo qua. Che Drusilla fosse una bambina speciale era stato chiaro fin dal primo istante in cui si era affacciata in questo mondo. È nata da infinità di riccioli, zoccoli, boccoli colorati, tante stelline luminose. Guardate, c'aveva i capelli, anche le stelline luminose nei capelli. Questa bambina Drusilla, guardate la mamma con i capelli di Drusilla, come tutti i bambini. Appena nati Drusilla amava tanto stare fra le braccia della mamma, delle braccia sicure della mamma. Che belle queste farfalle che gli volano dai capelli, guardate gli alberi, che bei disegni. Un coccodrillo, ma quei riccioli magici, come amavano chiamarli la mamma e il papà, erano diventati parte di Drusilla e non c'era modo di fermare la loro forza, erano lo specchio della sua anima. Oh sì, qua c'è il coccodrillo che mangia i bimbi e questo bimbo che piange qua. Che bella storia, me la leggo proprio anche di notte, quando Drusilla piombava nel mondo dei sogni si poteva intravedere i suoi desideri e le sue paure. Guardate questo pesce con questi denti, lei che dorme nel lettino là in fondo con questi riccioli magici. Così quando andava a scuola Drusilla gli legava i capelli e i suoi pensieri si fermavano tutti intrappolati nei capelli. Eccolo qua. E i bambini a scuola, lei pensa e tutto. A uno cominciarono tutti e sembrava nessuno notasse la differenza. Eccoli tutti i suoi compagni di scuola, che bella storia, ve la potete far regalare questa qui. Fu durante la ricreazione che successe, tutti uscivano i numeri colorati dai capelli di Drusilla, poi qui Drusilla si sentì sola, poverina, però la voglio leggere bene. Guardate qui, la mamma e il papà capirono subito cosa fosse successo e non fecero domande a Drusilla, si sentì, oh che bella storia, è una storia che vuole trasmettere molti bei sentimenti di amore, di riflessione. Guardate questi bambini alla fine sono tutti diversi, chi ha il dentino così, chi ha le orecchie a sventola, tutti fanno vedere queste diversità e questa diversità poi alla fine è una cosa ricchissima, che lei riconosce che non deve reprimere i suoi desideri e i suoi sogni. Ma che bel racconto che è questo qui, guardate, che bello. Sì, Drusilla e riccioli magici. Ma adesso voglio andare a vedere. Ma adesso è andato via. Vado a vedere cosa sta combinando la Befana. Vediamo un po', ci vediamo fra pochino. Ciao Babbo Natale! Ciao! Ehi, mi raccomando, saluta i bambini di Villanova e digli che stanotte arrivo. Sì, ho caricato tutto il carbone, i dolci, un pochino di carbone, dai, così perlomeno si mettono in testa di migliorare sempre. Ciao, ci vediamo il prossimo anno, Babbo Natale. Ciao Elfi, ciao a tutti. Mi raccomando, sentiamoci così ci organizziamo per il prossimo anno. Ciao!
Oh, che sbadato! Mi sono dimenticato di darla alla Befana questo. Oh, siete arrivati. Ah, questo era un regalo per la Befana perché lei viene di notte con le scarpe tutte rotte così e di notte viaggia nella notte a fari spenti per vedere chissà che cosa deve vedere questa Befana. Gli avevo regalato questa lampada, no? Me lo sono dimenticato, se n'è andata, che simpatica è la Befana. È molto simpatica, ci conosciamo da un sacco di tempo con lei, sì, sì, la pensiamo allo stesso modo con i bambini, di ricoprirli di affetto, ci preoccupiamo per loro perché siano felici, eh sì, sì, molto simpatica, molto simpatica. E poi, ah, scusate, chissà sarà in viaggio adesso, sì? Pronto? Ah, sei tu. Dove sei già arrivata a Villanova Monteleone? Ma velocissima sei. E la Befana è già arrivata a Villanova. Sì? Sì, è tutto buio adesso? Come? Ah sì, sei in giro. Dove sei? Davanti a una casa dove c'è una bandiera. Ma allora sarà il comune. Ascolta, se sei il comune, lascia un biglietto di saluto al sindaco da parte mia, a tutti i suoi collaboratori, sì, di Villanova Monteleone. Sì, sì, fa freddo, ma tu non soffri il freddo, sei ben coperta. Sì, mi raccomando, fai tutte le case lì, i bambini lo sanno che hanno fatto la calza, no? Hanno fatto il tutorial, hanno fatto la calza e c'è già lì pro. Sì, sì, come non sai, hai da fare, devi lasciarmi, però hai una bella scopa, hai il turbo. Immaginavo fosse truccata, sì, hai una scopa magica, vero? Sì, sì, ciao Befana, ciao, salutami tutti i bambini di Villanova che sono qui adesso con me quando li vedi. Chissà che stupore domani, mamma mia. Sì, ciao Befana, il carbone hai preso, i dolci e le calze, brava. Ciao, ciao Befana, ciao. Oh, sì. Ah, che simpatica la Befana. Eh sì, lei è molto magica, una scopa magica, sì, sì, sì. Ah, a proposito di magia, mi stavo dimenticando. Chissà dove è andato Esso, eccolo laggiù, Lesso, il cane di Mago Gigio. Lesso, guardate, Lesso mangia questi biscotti qua, essendo lui un cane di una razza che non si è mai vista, mangia questi biscotti qua, li vedete o non li vedete? Eccoli qua. Adesso lo lancio. Oh, vedo Mago Gigio laggiù. Mago Gigio, tieni Lesso. Ecco questo biscotto. Sì. Che simpatico. Sì, Babbo Natale, tirali qua, nella. Vedi, questo è il sacchetto dei biscotti di Lesso, quello stesso sacchetto che hanno fatto anche con il tutorial di El Fabio, Ecco così, attento, lancia così. Grazie. Sì, lancia anche tu, Elfo. Benissimo. Anche tu, Elfo, là, El Roberto. Guarda qua quanti biscotti, chissà che contento Lesso, Avete visto, bambini? L'avete fatto anche voi, vero? Questo bellissimo tutorial con il Fabio. Poi questo è il sacchetto magico. Ecco, sì, 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 sì. Guardate, sono biscotti leggerissimi. Poi ho saputo che avete fatto anche il tutorial di. Io sono Mago Gigio. Mi presento, scusate, non mi sono presentato. Mi ha presentato Babbo Natale, ma io sono Mago Gigio, Mago Gigio. E mi ha detto che avete fatto anche il tutorial di Lesso, il mio cane. Però adesso a me hanno regalato un cane più grande, quindi ho preso questa fune così per fargli il guinzaglio. Vediamo se questa fune può funzionare così, magari, non lo so, perché mi hanno detto, questa funziona, questa tiene un cane, ma. Sì, questa qui, vediamo un po' se funziona, questa qui. Oh, altro che Lesso, questo viene Lessone, un cane, guardate, guardate, ecco, ci metto il guinzaglio e poi, ecco qua, sì, 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 sì. Sono contento che fate tutti questi tutorial. Adesso però voglio salutare nonna Natalina e gli ho preso questi fiori. Nonna Natalina? Nonna Natalina? Non viene. Ti volevo portare questi fiori.
Nonna Natalina, aspettate, vado un attimo a vedere se sei in casa. Sì, nonna Natalina, ci sei? Dove sei? Chi è che mi chiama? Oh, nonna Natalina, ciao! Oh, Mago Gigio, che simpatico! Quando sei venuto? Nonna Natalina, sono venuto adesso per salutare anche questi bambini di Villanova. Guarda che ti ho portato. Oh, che belli questi fiori, che belli! Guarda cosa ti ho fatto io. Che buona questa torta! Ma possiamo mangiarla insieme? Sì! Buon anno a tutti, bambini! Ah, buon anno da me e da nonna Natalina. Buon anno da Mago Gigio e speriamo di rivederci presto. Magari mi faccio dare l'indirizzo da Babbo Natale e vengo a trovarvi a Villanova. Ciao a tutti, buon anno! Sì, vieni, dai, che la torta si raffredda. Sì, 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 sì. Ciao bambini, ciao nonna Natalina, ti porto i fiori. Sì, vieni dentro in salotto. Sì, arrivo subito, nonna Natalina. Arrivo. Però ha lasciato la finestra aperta e volevo ricordarmi di salutarvi e ci vediamo la prossima volta, vabbè? Aia, mamma mia. Ci vediamo la prossima volta, vengo a Villano. Dico, vengo a Villano. Mamma mia, questa finestra. Ciao bambini, buon anno, grazie a tutti, saluto tutti gli amici di Villanova. Ciao da Mago Gigio! Aia! Ciao, ciao Gigio, ciao Lesso, Mago Gigio, simpaticone. Oi, ciao bambini, siete qua, che bello, che bei momenti che abbiamo passato insieme. Sì, sono proprio felice di avervi conosciuto. Vi ricordate quando abbiamo fatto anche il cavallino? E quindi cavalchiamo questo nuovo anno con questo cavallino, con tutti i buoni propositi. Sono contento, abbiamo passato dei bei momenti con la Befana. Ai, che simpatici che siete stati, sono contento di avervi conosciuto. Speriamo di rivederci presto. Saluto il sindaco, tutti quanti, anche se il sindaco nella letterina sapete cosa mi ha scritto? Che spera presto che passi questo brutto periodo della pandemia e che torni a rifiorire la città, una Villanova nuova, bellissima. Amici di Villanova Monteleone, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo il prossimo anno per i regalini. Intanto andiamo cavalcando con questo qui, con le nostre storie. Ricordatevi di Babbo Natale, di tutti i suoi amici elfi e ciao, a presto, buon anno, felicità, gioia, salute per tutti, ciao. Elfi, adesso che li abbiamo salutati ci dobbiamo preparare per il prossimo anno, segnatevelo. Ah, siete ancora qui? Vado dagli elfi perché abbiamo molto da fare e poi salutatemi la Befana. Ciao! Elfi, no, metti a posto lì, dai, ricominciamo subito perché non bisogna perdere tempo,